Ben ritrovati allo studio di Sardegna Gol. Oggi sempre in compagnia con Michele De Montis. Ciao Michele. E con Roberto Serra. Ciao Roby, grazie per essere con noi qui oggi. Grazie a voi. Ma abbiamo il grandissimo ospite della giornata, il grandissimo Gianni Drudi. Ciao Gianni, ciao, grazie di essere ragazzi, con noi. Che piacere essere qua. Fantastico. Nella mitica Sardegna. Fantastico Gianni. Che dire, non ti rivediamo mai da queste parti. Oggi è un sogno che si realizza. Un giro, sono venuto così a fare un saluto a tutti gli amici. Grandissimo. Com'è stato il viaggio? Bellissimo, in 2 ore. Grosso modo, alla grande. Siamo sempre molto avvicinabili. Gianni, partiamo subito con una domanda che tutti si fanno. Ma com'è nato il tuo tormentone, che qui vedo un disco bellissimo? Di che anno è questo Fichi Fichi? Stiamo parlando del 1980. Questo 88. 88. È la copertina del 45 giri originale, prodotto da Giorgio Bersani per la pianoforte edizioni musicali, arrangiato da Loris Ceroni, che tra l'altro l'anno scorso ha diretto a Sanremo Anna Oxa, e quindi diciamo è la prima matrice del 45 giri, ecco, questo originale. Poi dopo sono stati fatti altri, poi parliamo. Allora, com'è nata Fichi Fichi? Come nasce Fichi Fichi? È una canzone che ha accompagnato generazioni intere. Eravamo sulla spiaggia, ragazzi, no? Spiaggia, tipo qua da voi. Noi abbiamo tanti ombrelloni tra Rimini, Riccione, Bagno 1, 2, 3, 60. Io ero il 69, Bagno 69 del mio amico Gino. Il destino. Un numero equivoco, diciamo. Insieme alle nostre così amiche, ragazze che cantavamo Vamos alla playa, gli anni 80, no? I Righiera, famoso. Arriva il Vucumpra, questo ragazzo alto, tutto abbronzato. Vuoi comprare la collanina di corallo rosso? Vuoi comprare la cassettina? C'era la cassettina Stereo 7. Vuoi comprare il tappetino? Vuoi comprare, insomma, Una ragazza chiede quanto costa la collana rosso di corallo. Costare poco, 20.000 lire. 20.000 lire, sai, dopo si tirava, no? Invece ti do di meno, non costa 20.000 lire. No, 20.000 lire, prego, comprare che io devo mangiare. Allora, per farla breve, lei gli dice: se mi vendi la collana di corallo rosso a 5.000 lire, io la compro. Lui la guarda fissa negli occhi e le fa: se tu fare fighi con me, io dare collanina gratis. E allora, mentre loro forse facevano fighi, non si sa, io Giorgio Bersani per scritto la canzone. Ma quando andai da Maurizio Costanzo, allora c'era tutte le sere Maurizio Costanzo Show, mi disse: ma lei Gianni Drudi al Vucupra, al Neghetto, perché allora si poteva dire... Non c'era questo politicamente corretto come oggi. Ecco. E cosa gli ha dato in cambio che gli ha fatto scrivere questo successo? Io gli ho risposto: mi consenta, signor dottor Costanzo, il Neghetto l'anno dopo è venuto sulla spiaggia della Romagna, non solo, e ha venduto più cassettine false senza bollino SIAE con fichi e si è presa la sua percentuale. Fantastico, bellissimo. È storia della musica italiana, dai. Vedi, diciamo, da di lì abbiamo fatto il successo, che poi il successo è venuto dopo 4 anni. Dopo 4 anni. Questo è l'88, ma poi è arrivata la Jalapas con My Dire TV che ha dato il botto, ecco. Sì. Gianni, sempre per rimanere in tema dei tuoi grandi successi, appunto come Fichi Fichi, quelli più conosciuti come L'ora scoppata, Bella pompa, Tirami sulla banana col bacio, appunto ci hai raccontato di Fichi Fichi, quindi queste grandi ispirazioni ti vengono tutte così casualmente spontanee, se ci racconti anche un po' Tirami sulla banana col bacio, praticamente sono 3 gusti di gelato, che tra l'altro ho scritto insieme al grande paroliere di Adriano Celentano, Luciano Beretta. Vi ricordate a Sanremo quando c'era negli anni 60, 70, 80 di Beretta, Celentano e l'altro come si chiamava, Del Prete, canta Adriano Celentano, quindi Luciano Beretta era uno degli autori quasi fissi del clan. Cioè un grande artista, un grande paroliere. Grande paroliere, attore, grande scenografo. E quindi con lui abbiamo fatto tante canzoni, tra l'altro questa sera poi le riscopriamo. L'uccello, l'oroscopata, poi Com'è bello lavarsi, com'è bello lavarsi. E mentre Tirami su la banana col bacio, che sono i 3 gusti che io preferisco, eravamo in una gelateria in quel di Ravenna,
dopo una serata che avevo cantato in un locale, siamo andati a mangiare un gelato dai nostri amici e allora Luciano fa: guarda quel ragazzino lì che ha detto che vuole 3 palle di gelato, non erano in fila, bacio la banana e il tiramisù, capito? Allora, e Luciano fa... E tu li hai messi in ordine. Lui sì, Si è accesa la lampada. Tiramisù, una banana col bacio, fammi un bel cono da macio. Grandissimo, un grandissimo successo tra l'altro. Gianni, noi quando eravamo a scuola cantavamo Fichi Fichi per scandalizzare le nostre professoresse quando andavamo in gita. Mi ricordo la prof di greco che si incavolò tantissimo quando sull'autobus intonavamo la canzone. Ma per noi era un canto di libertà, di divertimento, di vita, di vitalità. Ecco, non trovi che oggi con questo fanatismo per il politicamente corretto un po' si sta perdendo anche il piacere della spontaneità nella musica, nell'esprimersi, nello stare insieme? Bravo, è vero, non c'è più spontaneità. Uno prima di dire una frase la deve pensare 10 volte prima di specialmente prima di scriverla e prima di cantarla, perché poi rimane. Quindi, qualsiasi cosa è un'offesa, ma al giorno dopo. Allora pensa a te se negli anni 80 o 70, quando c'erano gli squallor, no? E quindi sì, è un mondo diverso, che adesso ci sono i trapper che anche loro insomma fanno il loro mondo e non è neanche quello un mondo pulito, tra virgolette, no? Ci sono delle parolacce anche un po' troppo volgarotte, diciamo così. Però è interessante notare come ci sia tanta, come dire, difficoltà ad accettare, diciamo, un modo di essere goliardico come sei stato tu per tantissimo tempo, e magari accettare invece un modo di essere trap che è molto più vero, magari violento, molto certo, più... Noi lo facevamo perché ci divertivamo, certo, eravamo proprio spontanei. Loro invece oggi, adesso, sai, è così. Non so cosa dire, perché se gli dai contro, poverini, anche loro... Domani ti trovi le persone sotto casa. Mi tagliano le gomme dell'auto. Ecco. Ma Gianni, secondo te, dopo tutto quello che hai fatto nella tua carriera, tu sei un compositore, chitarrista, cantante, grande showman tra l'altro, ma tu pensi di aver ricevuto giusto, diciamo, riconoscimento da parte del mondo della musica italiana oppure no? Ma io ho sempre vissuto di musica e questo mi rende felice, perché ho iniziato a fare piano bar, che ti raccontavo, dietro le quinte, quando abbiamo praticamente da 20 anni. 20 anni già suonavo nei locali poi con le band, con i miei amici, così, e poi ho iniziato a fare la professione e dopodiché ho inciso dei 45 giri. Allora c'erano i 45 giri, poi la musicassetta che così veniva stampata e poi veniva anche venduta nella serata, durante le serate, e quindi io ho vissuto sempre di musica. Poi è arrivato anche il successo e quindi poi, sai, è un successo inaspettato, perché dopo 4 anni ti vedi lo stesso brano, la stessa incisione, lo stesso arrangiamento in tutte le hit italiane. È stata una bella soddisfazione. Poi sai, il successo, mantenerlo è difficilissimo, si sa, però sono felice. Ma cosa sarebbe stato Gianni Drudi senza il grande successo del programma Mai Dire TV? Come sarebbe stato Gianni Drudi oggi? Ci hai mai pensato? Io ringrazio i ragazzi, 3 rinchioccelli da strapazzo, voi mi avete rotto. No, erano in 3 prima, no? Allora sono rimasti in 2. Ci siamo divertiti tantissimo, siamo stati a Milano, abbiamo fatto tante cose insieme. Senza di loro magari continuavo lo stesso, come ti dicevo prima, a fare musica, cantare, scrivere e produrre. Io ho un'edizione musicale insieme a Giorgio Bessani, appunto, che è il direttore artistico della Pianoforte. Poi c'è un'altra società editoriale che facciamo dischi anche per i giovani e per le band. Infatti guarda, qui per esempio non è più Giovincella, però Stefania Cento, una grande artista che collaborò con il grande Paolo Limiti. Poi dopo qui c'è per esempio, questo è un giovane Omar Lambertini, molto bravo. Adesso vi faccio vedere un vinile spettacolare di questo pelatone DJ, Alain DJ,
dove trovate in questo disco un vinile con 12 tracce e l'abbiamo stampato perché per i 30 anni di Fichi Fichi, e questo qua siamo io e Alain, e qui ci sono 12 tracce, c'è anche Hey, quiero hacer Fichi Fichi contigo, hagamos Fichi Fichi ahora. Together. Comunque è bellissimo anche il colore del vinile, complimenti. Grazie. Gianni, tu sei un grande animatore delle serate estive. Hai lavorato anche con il nostro artista sardo, che tutti conosciamo, Benito Urgu, con cui avete composto Macarena che Carogna. È vero. Però Grande Benito, come stai? Però qua in Sardegna da un po' che non ti ci si vede. Quando è che verrai a trovarci? Adesso ci organizziamo la prossima estate, vedrai che forse ci vediamo in qualche piazza con Euforia 90, portiamo gli anni 90 con le sciuppe, le top 90 animazione con Francesco Fontes, che è il DJ di Dello questo spettacolo. format, e poi ci sarà con me Sara Sei, una vocalist cantante molto brava, e quindi abbiamo un format che faremo ballare tutti gli italiani con i favolosi anni 90. E a proposito di Benito, adesso vi racconto una storiella che è forte. Benito, allora, quando ci siamo conosciuti negli anni 90, 94, 95, no? Poi abbiamo fatto il videoclip, sono venuto qua in Sardegna. Allora, dopo 2 o 3 mesi, ogni tanto ci sentivamo così: ciao Benito, come stai? Sto bene, quando vieni a trovarmi? Vengo a trovarmi, adesso quest'altro anno vediamo. Allora avevo conosciuto la sua compagna, che si chiamava Norma. Allora un giorno, dopo qualche mese così, lo chiamo e gli dico: come stai? Benito, sto bene. E Norma come sta? Come sta? No, Norma non c'è più perché non è più a Norma, l'ho mandata a casa. È tornato libero. Gianni, tu ti sei creato un tuo stile musicale assolutamente riconoscibile, unico, che ti qualifica, ti rende appunto riconoscibile al grosso pubblico anche attraverso le canzoni di cui parlavamo prima, a partire da Fichi Fichi. La curiosità che ci viene in mente: ma chi sono stati i tuoi maestri musicali? Vedi, bravo. Uno su tutti è stato Rino Gaetano, perché nel 92 con la canzone Fichi Fichi io vinsi il premio Rino Gaetano con Rai 1 in diretta. In questo concorso c'è tanti artisti, io portai questa mia canzone che aveva già un successo, quindi vinsi quell'edizione, e a distanza di tempo poi gli dedicai anche un brano che si chiama Le donne di Rino. Se andate sui social così lo potete trovare. Ecco, lui è uno dei miei piccoli maestri, un grande maestro, però qualche spunto l'ho preso da lui, dalla sua così vivacità, allegria, spontaneità, anche un po' goliardico a volte. Senti Gianni, ma secondo te esiste un erede, come diceva prima Michele, in un contesto diciamo musicale giovanile così odierno, esiste un erede musicale di Gianni Dudi? Vedi qualche giovane altrettanto goliardico come lo sei stato tu agli albori della tua carriera? Ma adesso va la musica che dicevamo prima, la trap, il trap, quindi non è che sono molto vicini a Gianni Drudi, penso. Ancora sì, li ho conosciuti, qualche cantante che vuole fare un po' così lo spiritoso, il goliardico, però attualmente non ne conosco. Voi ne conoscete? No, a questo riguardo vorrei domandarti, consentimi una domanda provocatoria. E se noi analizziamo gran parte della musica italiana attuale, possiamo categorizzarla in 2 grandi ambiti. Da una parte c'è il trapper con la sua codeina e il ti spacco il culo, questo e quell'altro. Dall'altra parte c'è il sentimentalismo sbrodolato, siamo 2 ali che insieme volano verso l'alto del cielo. Dove è finita quella gioia di cantare, quel piacere di cantare, scrivere una canzone, cantare di fronte a un pubblico per far stare bene il pubblico, per stare bene insieme, per cantare la vita senza nessun tipo di problema, senza nessun tipo di complesso mentale? In cosa abbiamo sbagliato come generazione?
Questa è una domanda che richiederebbe ore e ore e ore, perché voglio dire, le canzoni degli anni 90, tanto per dire Annunci sull'uomo ragno, no? Che era la canzone che... C'è la Marvel che ancora sta chiedendo, o la DC Comics, non mi ricordo. Che si cantava sempre, no? Adesso non ci sono queste canzonette che ti rimangono, o no? Le classiche estive, usa e getta ormai. Ma non sono canzonette, nel senso sono inni alla vita fondamentalmente. Sì, sono inni alla vita, voglio dire, anche tanti slogan che abbiamo sempre cantato dagli anni 60, no? Abbronzatissima sotto i raggi del sole, fino a poco tempo fa, insomma, anche negli anni primi 2000. Però ultimamente ne vedo pochissimi. Gianni, stavamo prima citando un grandissimo paroliere come Luciano Beretta. Ti ha mai disturbato questa sorta di etichetta di cantante trash italiano? Oppure diciamo un qualcosa che alla fine non ti ha mai toccato più di tanto? Ecco. No, perché io non è che sono stato solo trash, perché negli anni 90 poi ho venduto 500.000 copie con Il ballo del pinguino, che ha fatto ballare tutta l'Italia insieme a Genio, tanti gruppi che l'hanno cantata, e quindi secondo me poi tante altre canzoni che ho scritto che non erano, tanto per dire, goliardi, che non erano a doppio senso. A te piace Bella Pompa, per esempio? Ah, grandissimo, una grandissima hit, insomma. Sì. Poi, non potevo dirlo prima, ma... Poi è nato questo CD molto importante che si chiama Double Face, adesso lo faccio vedere ai guardiamo la camera. Guardate che bello, tu apri, vedi qua, come si fa? Ecco, sì. C'è il segreto. Ci sono due CD e poi c'è la bambolina in mezzo e la vecchietta o viceversa. Bellissimo. Double Face con più di 20 canzoni, e qua c'era un lato romantico, e tra queste ce n'è una su tutte che si chiama Gli anni di Cristo, che l'ho scritta quando io ho compiuto 33 anni, e con il pennello me l'ha così sistemato un attimo Luciano Beretta, ed è l'ultima canzone che abbiamo scritto insieme. Gianni, una domanda che mi sono sempre posto quando guardavo da piccolo Mai Dire TV, quando vedevo questi video di te che cammini per non so, i mercatini, importunando le signore, cantando fichi fichi, ma chi è che scriveva questi fantastici video? Che proponendoli oggi ci manderebbero, non lo so, in allora, carcere, lì non lo c'era, so. per esempio, la scena al mercato. C'era il mio amico Arcano, Dino Moroni, che lui fa anche un po', è un grande cantautore, ma fa anche, per esempio, il tributo a Vasco Rossi, perché canta molto bene questo genere qui. E allora lui è arrivato con la sua chitarra, o forse avevo io la chitarra, non mi ricordo com'è, c'era anche lui in questo video. Poi, quando in un altro video che siamo andati a letto con questa ragazza che io mi portavo, no? Lui fece la parte del marito, del marito, sì, o del moroso, e venne in camera, quella lì ti riferisci, no? Anche quella, sì. Ma io mi ricordo uno in particolare in un mercato dove ci sei tu che tocchi dei reggiseni e vai dalle signore. Dovevo comprare i reggiseni per le mie. Fantastico, veramente perle che guardando la televisione di oggi sicuramente perle di un mondo che non c'è più, ecco. Di un mondo vissuto. Da cosa deriva questa grande ricchezza musicale dell'Emilia Romagna? Avete un sacco di cantanti, di band, di produttori, di musicisti. È vero. Noi abbiamo la musica nel sangue, noi amiamo la nostra terra, come del resto anche voi, però noi siamo da Casadei a tanti, a Laura Pausini, no? Per esempio, che abita in provincia di Ravenna, Solarolo, quindi abbiamo tutto, poi Vasco, poi Guccini, Nomadi, Emilia Romagna, e quindi tanti gruppi che hanno fatto, senza dimenticare il grande Lucio Dalla, che ci ha lasciato, e poi Carboni, Bersani, Luna Pop, penso. Bersani, certo, sì. Quindi noi amiamo il divertimento, amiamo la vita, amiamo la musica, viviamo di musica. Poi abbiamo tante feste, tante serate d'estate, e quindi secondo me è anche questo che aiuta
ai giovani così, a farsi, a studiare musica, a fare live, ecco. Quali sono adesso i tuoi piani, diciamo, non solo musicali, ma anche, insomma, qualche cosa di interessante? Ma adesso faremo questo tour estivo che dicevo prima, Euforia 90, in tutte le piazze d'Italia, e quindi sui nostri social tra un po' troverete tutti i nostri contatti della produzione, e poi le serate con le mie chiquitas do Brasil, con le mie ragazze, ho tanti format musicali da far divertire così i miei fans e insomma, i turisti che vengono ad ascoltarmi, e quindi la mia band, tanti giovani ragazzi che suonano con me da anni, e poi le ospitate in giro, così. Crescendo, come cambia la vita in tournée? Insomma, diciamo, uno stile di vita un po' più salutare, come cambia? Insomma, come ti approcci a queste tournée di 12 mesi non stop in giro per l'Italia? 12 mesi no, però d'estate, dai, diciamo che il tour estivo parte dai primi di giugno fino a fine settembre, più o meno. E poi dopo d'inverno ci sono quelle ospitate, quelle serate come questi giorni qui da voi. Perfetto, grazie Gianni di essere stato con noi oggi. Grazie a voi. Grazie Michele, grazie Roberto, Grazie. Grazie a tutti voi. Noi ci vediamo al prossimo podcast su Sardegna Gol. A presto, ciao Gianni. Ciao ragazzi.